E allora il Presidente Zaia vi ha dato soddisfazione? Diciamo che è stato un incontro positivo dal nostro punto di vista. Abbiamo colto l'occasione dell'inaugurazione di questo manufatto nell'area portuale, perché questo si dovrebbe fare nell'area portuale e non certamente insediare depositi di GPL che sono assolutamente in contrasto con queste attività e soprattutto sono in contrasto con la crocieristica. La crocieristica e l'impianto di GPL sono incompatibili, quindi è necessario, e su questo l'incontro che abbiamo avuto con il Presidente e con i suoi collaboratori siamo stati, l'abbiamo colto in maniera molto positiva il fatto che la Regione su questo si sta impegnando in maniera molto forte. Ecco. Previsione di come andrà a finire questa vicenda? Ma c'è un'unica, non è una previsione, è assodato che l'impianto da qua dovrà andarsene. Delocalizzazione è il termine da cominciare ad utilizzare in maniera molto forte e convinta. Delocalizzarlo in aree dove per legge possa essere realizzato, non certamente a 250 metri dalle abitazioni di Chioggia, non certamente dove le navi gasiere passerebbero a 20 metri da attività produttive importanti per il futuro della nostra città, ecco, in aree industriali dove possa essere previsto, o in aree rurali dove per legge può essere previsto realizzare un impianto sopra i 30 metri cubi di GPL. Nell'ultimo comunicato del Sindaco accennava alla speranza che con l'intervento del Governo non ci fosse il pericolo di cause milionarie. Su questo tema cosa ne pensa il Comitato? Allora, noi sin dall'inizio non l'abbiamo messa in questi termini perché riteniamo che anche una sola vita umana messa in pericolo valga bene il rischio di dover pagare dei danni. Nella situazione attuale io credo che ci siano tutte le condizioni perché l'impianto possa essere delocalizzato senza gravare sui cittadini di Chioggia. Recentemente c'è stata una sentenza per quanto riguarda l'Arsena Forte San Felice, ci è costata come Comune di Chioggia 1.700.000 euro di aver perso la causa. In questo caso l'impianto di 25 milioni di euro, a qualcuno forse la bolletta toccherà pagarla a voi? Allora, se ci fosse questa possibilità... Un soggetto che decide di investire 25 milioni di euro in un impianto senza avere l'autorizzazione all'utilizzo della banchina, che ricordo è in parte messa sotto sequestro dalla Procura della Repubblica, e per il restante la Regione Veneto ha chiesto il rientro dei finanziamenti europei erogati perché la banchina non può avere un utilizzo esclusivo, ecco, deve essere ad utilizzo pubblico. Punto. Poi, senza avere l'assicurazione che le navi gasiere sarebbero potute entrare nel nostro porto canale. Ricordo che il regolamento attuale vieta l'ingresso delle navi gasiere. Questi sono elementi che un imprenditore serio e corretto avrebbe dovuto prendere in seria considerazione prima di partire con un investimento del genere. Evidentemente qualcuno a questa società aveva dato rassicurazioni che in questo momento non è in grado di mantenere. Un secondo, sono da voi, un secondo. Arrivo. Ok, scappo, devo scappare. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie.